Oggi sulla specola del castello di Udine sventola alta la bandiera del Friuli, la bandiera del nostro territorio su una specola che 50 anni fa fu gravemente danneggiata dal terremoto. Una tragedia che causò quasi 1000 morti e che ha rappresentato una serie di lutti veramente profondi in molte famiglie del nostro territorio. Che cosa ci portiamo, diciamo, di quel periodo? Ci portiamo i valori di solidarietà, di partecipazione, di comunità. Sono i valori di un Friuli che oggi non c'è più, completamente trasformato dopo 50 anni, ma che sono valori universali, perché sono valori che sono sostanzialmente di contrasto ad un processo oggi di individualizzazione e da un aumento della solitudine che fa venire meno i legami sociali. Vorrei dire che questi valori sono valori per sempre. Il nostro Friuli ha rappresentato un autentico modello. Perché? Perché lo Stato ha delegato alla Regione, la Regione ha delegato i comuni e i comuni sono stati protagonisti della ricostruzione. Un'autentica declinazione dell'articolo 118 della Costituzione che parla di sussidiarietà. E quindi è per questo che si parla di modello Friuli e di un esempio per il Paese. Da quella tragedia nacque la protezione civile, che fu fortemente voluta da Zamberletti, e nacque anche l'Università di Udine, il nostro Ateneo, che ha contribuito alla ricostruzione del Friuli. Voglio dirvi un'altra cosa, e cioè che il nostro Friuli ha adottato un modello di ricostruzione che è stato unico in Italia, e cioè ricostruire le case, le chiese, le fabbriche laddove erano crollate. Un modello che prima non veniva seguito e in genere si ricostruiva diciamo, in luoghi diversi perché era più conveniente, ma non era giusto. Concludo ricordandovi che oggi sarò insieme a tutti i sindaci dei paesi colpiti dal terremoto a Gemona, insieme al nostro caro Presidente della Repubblica Mattarella, il che significa che ancora il Friuli è nel cuore del Paese.